Allora, buongiorno, ciao a tutti, eccoci alla nostra sesta puntata di questo racconto del mio cammino di Santiago. Ecco, la tappa di oggi, le due tappe di oggi che vi racconto sono quelle che partono dal Carrión de los Condes, praticamente è l'albergo dove ci siamo lasciati, albergo gestito dalle suore agostiniane, e che poi mi porterà prima a Sagún e poi Vigliarente, nel cuore delle mesete spagnole. Allora, mi sveglio, è il 14 di luglio, ho fatto 10 giorni di cammino e mi appresto a fare l'undicesimo giorno di cammino. Mi sveglio molto, vabbè, il sonno non è tranquillo, è un po' agitato e mi sveglio presto al mattino, sono le 4 e mezza, 5, non più tardi. Una colazione frugale condivisa con le persone che sono sveglie a quell'ora e dopodiché esco da un portone e mi metto in cammino. Mi fermo a mangiare la vera colazione dopo qualche chilometro, dopo una decina di chilometri, anche perché sento un po' di dolore sotto i piedi. Le mie scarpe mi stanno lasciando, ahimè. Sono scarpe che sono consumate e comincio a sentire i sassolini sotto i piedi che mi danno anche un certo bruciore. Pertanto dico urge l'acquisto di un nuovo paio di scarpe. Appena potrò, appena troverò un negozio, comprerò un nuovo paio di scarpe cercando di alternarle a quelle vecchie, giusto per non fare tutto il percorso su scarpe nuove perché è sempre sconsigliato. Mi fermo a mangiare quindi mi fermo a mangiare e nel primo pomeriggio mi fermo a mangiare e nel primo pomeriggio mi fermo a Sagun. Arrivo in questo posto, in questa cittadina che è anche abbastanza grande, e prendo alloggio in un albergo municipale e qui incontro Enrico che è un ragazzo di Torino e mi fa sorridere Enrico perché viaggia con uno zaino militare che non è comodissimo, non è comodissimo. Uno zaino militare che mi dice che a Torino aveva caricato con 15 kg di vestiti, tra cui pantaloni lunghi, camicia, giacca. A me fa sorridere perché chiaramente non sono vestiti da pellegrini questi, eh. Quando si va in pellegrinaggio bisogna portare solo l'essenziale. Tant'è vero che Enrico si è reso conto di questo errore e ha inviato a casa durante il percorso tutto quello che era di superfluo, quello che era di superfluo. E quindi niente, adesso sta viaggiando con uno zaino un pochino più decente. Allora, dopo aver mangiato, chiaramente io vado in paese, cerco queste scarpe di ricambio che però non trovo perché non soddisfano le mie esigenze, o sono troppo rigide oppure sono troppo leggere. Quindi ho detto, vabbè, rinvierò l'acquisto al giorno dopo, al giorno successivo. Ceno con Enrico, condividiamo quello che abbiamo, dividiamo quello che abbiamo e noto nel tavolo vicino alcuni francesi con delle mappe che probabilmente stanno studiando la tappa del giorno dopo. Sono due signori sui 65-70 anni insieme a un ragazzo che potrebbe avere al massimo 20 anni. Ci salutiamo da buoni pellegrini, però ognuno rimane al suo posto. Ehm, Quando mi vado a coricare verso le 10 sto pensando che all'arrivo a Santiago mancano 380 km e mi mancano 9 giorni di cammino. Quindi diciamo che sono riuscito a arrivare a sono riuscito a rimettermi in pista dopo i primi giorni, mantenendo un'ottima media. Fate conto che negli ultimi 5-6 giorni io ho percorso dai 40 ai 48 km al giorno, proprio per recuperare i primi giorni dove facevo meno. 380 km in 9 giorni vuol dire che devo fare 42-43 km al giorno e visto quello che ho tenuto fino adesso sono sicuramente alla mia portata.
Mi addormento con un pensiero e due parole, Ultreia e Suseia. Ultreia e Suseia sono due parole che vengono usate molto sul cammino, anche quando ci si saluta tra pellegrini. Ultreia vuol dire sempre avanti, Suseia sempre in alto. E insieme al buon cammino che ci si dà tra pellegrini, appunto, questo è l'altro saluto, è l'altro augurio che ci si fa. Dormo bene, ecco, devo dire che quella notte dormo molto bene, dormo come un sasso, anche se mi sveglio prestissimo, anche qui, eh. Mi sveglio alle 4:30, sento chiaramente i movimenti degli altri pellegrini, i sacchetti, le cerniere degli zaini che si aprono e si chiudono, quindi è difficile dormire, eh. Si è addosso tanta agitazione, si è addosso la voglia di ripartire, quindi ehm, mi sveglio così presto, bello carico, e praticamente insieme a me fanno colazione questi francesi della sera precedente. E praticamente che cosa faccio? Io usciamo da questo albergo e io li seguo in maniera proprio, diciamo, eh, pigra, ecco. Nel senso che per me era comodo seguirli senza guardare le frecce per terra, senza controllare che la strada fosse giusta o meno. Loro avevano le mappe la sera prima, ho detto si saranno studiati il percorso corretto, no? Allora, durante il percorso, durante questo cammino, io mi avvicino al ragazzo più giovane, mentre fanno strada, mi avvicino al ragazzo e cerco di farne la conoscenza. Allora, un ragazzo francese, chiaramente, è un ragazzo francese che viene dalla Bretagna, ha 17 anni, quindi giovanissimo, non ho mai visto ragazzi così giovani a fare il cammino di Santiago, e sta seguendo il nonno e l'amico del nonno, che avevano già fatto il cammino in passato e volevano far provare questa esperienza al nipote di uno di loro. Non è di tante parole, non sono di tante parole. Io con i due signori più anziani ho scambiato pochissime parole. Probabilmente fa parte un po' del loro carattere, no? Vengono dalla Bretagna, quindi sono dei bretoni. Il bretone è un tipo di persona molto, molto chiusa, molto dura, molto orgogliosa, molto orgogliosa anche fanno fatica a parlare e legare con gli altri pellegrini. Comunque, niente, proseguiamo per circa 2 ore di cammino. A un certo punto sento imprecare i due signori davanti. Le imprecazioni sono impossibili da non capire, anche perché il francese assomiglia molto all'italiano, quindi tante parole assomigliano alle nostre. E queste imprecazioni non mi fanno pensare niente di buono, tant'è che capisco dalle loro imprecazioni che abbiamo sbagliato strada. Accidenti. 2 ore di cammino, 10 chilometri, abbiamo sbagliato strada. Io vengo preso dallo sconforto, mi metto a piangere di rabbia con me stesso, con me stesso, e dico, ma perché hai seguito loro? Perché non ti sei interessato a guardare anche tu la strada? Il percorso, quando siamo partiti era buio, difficile trovare le frecce gialle se non hai una torcia. Io mi sono fidato ciecamente di questi francesi e facendo male. Niente, ce l'ho con me, sono arrabbiato con me stesso. Ho detto non ti devi fidare più di nessuno, o meglio, devi comunque collaborare, fare tu anche la tua parte, non ti devi fidare in questo modo, eh. Sta di fatto che a un certo punto della strada io vedo le indicazioni per Leon e anche se siamo fuori strada, dico Leon è un punto dove dovremo comunque passare. Io seguo questa strada, abbandonando i tre francesi che ne prendono un'altra. Mi imbatto su un rettilineo lunghissimo, sembra non finire mai. Anche qui assorto nei miei pensieri, un po' la rabbia si stava sbollendo intanto, ehm, lasciando spazio alla rassegnazione. A un certo punto vengo sorpassato da una macchina,
da una macchina, tra l'altro pochissime macchine, pochissime persone in giro, sembra proprio di viaggiare nel deserto, E vengo sorpassato da una macchina e in questa macchina vedo i tre francesi, dentro la macchina vedo i tre francesi. Mi sorpassano, dopodiché retromarcia, mi si affiancano e mi chiedono se voglio un passaggio. Allora, accettare il passaggio per un pellegrino è motivo di grande vergogna. È motivo di grande vergogna. Nessuno dovrebbe mai prendere un mezzo pubblico, un autobus, un, una macchina, biciclette, motorini, eccetera. Però, e quindi rimango un po' basito, rimango un po' sorpreso da questa cosa. Alla fine però mi lascio prendere dalla tentazione e per giustificarmi, per giustificare il passaggio mi dico che comunque ho sbagliato strada e loro non faranno altro che riportarmi sul sentiero. Non mi regaleranno nulla, anzi, arriverà alla fine della giornata che avrò percorso 50 km a piedi, 50 o 51. E quindi accetto il passaggio, purché sia fino al sentiero che mi porterà a Santiago, quindi il sentiero segnato con le frecce gialle. Sono 3-4 minuti di auto, non di più. 3-4 minuti di auto vogliono dire 3-4 chilometri, non di più. E quando ci scaricano sul sentiero, finalmente riesco a vedere queste frecce gialle e solo vedere la freccia gialla mi rincuora. Ok, sono ancora sulla retta via. Sono ancora sulla retta via. Percorriamo, percorriamo tanta strada ancora. Incontro una signora molto curiosa perché non ha zaini, se non uno zainetto piccolissimo, una borsettina a zaino, vestita di nero, completamente di nero, un cappello nero, un vestito nero, guanti neri e con delle bacchette. Accidenti, dico, chi è questa qua? Mai vista una vestita in questo modo? E allora, niente, io l'affianco, incuriosito, chiedo. Allora, e questa è una di quelle che vengono chiamate turigrine, quelle che fanno un po' di turismo e anche un po' di pellegrinaggio. Non viaggiano con gli zaini, fanno pochi chilometri al giorno, prendono qualche volta l'autobus, qualche volta la macchina, qualche volta il taxi e niente, diciamo che la considerazione dei veri pellegrini per queste persone non è il massimo, però alla fine ognuno fa quello che crede, fa quello che vuole, quello che si sente. Comunque chiedo come mai è vestito in quel modo. La sua pelle è bianchissima, tra l'altro, bianchissima, e mi dice che è necessario che metta questi abiti, anche se il nero è un po' strano, perché non deve prendere sole, il sole le fa male. È una neozelandese, questa viene dalla Nuova Zelanda. Una neozelandese dice che appunto il sole le nuoce la pelle e quindi deve indossare questi abiti. Incontro anche lungo la strada dei bambini che mi vengono incontro e mi regalano delle conchiglie che sono il simbolo di Santiago, del Cammino di Santiago. Anche questi gesti, piccoli gesti semplici, anche se volete, sono gesti che riempiono il cuore, danno veramente forza, aiutano a proseguire il cammino con uno spirito un pochino diverso. Comunque arrivo a Vigliarente alle 5 del pomeriggio, quindi fate conto che dalle 4 e mezza del mattino alle 5 sono quasi 12 ore, non di cammino interrotto, chiaramente perché mi sono fermato a mangiare, far colazione, mangiare a mezzogiorno, però sono 12 ore che sono fuori di casa, tra virgolette. A Vigliarente mancano 10 km a Leon. A Leon dico che il giorno dopo comprerò le scarpe perché le mie sono quasi andate distrutte, ormai sono arrivati alla fine. Sento anche qualche piccolo dolore al quadricipite e questo è a Vigliarente, praticamente questo albergo del Pellegrino che è bellissimo, sembra una cascina, tra l'altro ci sono anche dei cavalli
per quelli che fanno il cammino di Santiago a cavallo, e mi faccio dare del ghiaccio che applico sul mio quadricipite. L'accoglienza è molto buona e c'è un bellissimo giardino dove ci sono delle sdraio dove si può prendere il sole e riposare. Io chiaramente approfitto di tutti i comfort di questo alberghe e mangio all'interno anche dell'alberghe. Non è che ci offrono, diciamo che non tutti gli alberghi preparano il cibo per i loro pellegrini. Questo è uno di quelli. Diciamo che la cucina è molto buona e direi che è ottima e paghiamo qualcosa in più rispetto alle altre volte, paghiamo forse 12 euro, però diciamo che proprio ne valsa la pena, eh. Niente, la puntata di oggi finisce qui. eh, e vi saluto e vi rimando alla prossima. Un bacio a tutti.